Tra i tanti colleghi che abbiamo medagliato oggi, tantissimi erano miei cari amici e persone che erano un po' meno giovani di me, diciamo, per quanto riguarda la loro attività. Erano aiuti e ero un assistente, segno del tempo, diciamo, che passa, ed è un piacere ritrovare loro, perché con loro ho avuto un pezzo di esistenza, ho imparato molto, ma anche tutti quanti gli altri che ho conosciuto e che ho visto oggi per la prima volta. Oggi è una giornata dedicata ai medici che compiono 50 anni di laurea e ai giovani medici odontoiatri che iniziano un affascinante percorso di vita e di relazioni umane pronunciando il giuramento professionale. Col giuramento completeranno quanto previsto dall'ordinamento delle norme deontologiche e entreranno a pieno titolo nella professione. La presenza nello stesso momento dei colleghi anziani e dei giovani è il significato del passaggio di testimone tra il passato e il futuro della nostra professione. Una professione che ha la bella età di 2400 anni e che oggi come allora chiede a chi la pratica fedeltà a due discipline, quella della scienza e quella dell'etica. Medico chirurgo e medico odontoiatra provengono da corsi di laurea separati ma condividono gli stessi principi etici. Per questo le due professioni si fondono in un unico ordine e sono unite allo stesso codice deontologico e allo stesso giuramento. Il giuramento professionale che è l'asse portante della professione. Il codice deontologico è la carta costituzionale, cui entrambi devono fare riferimento. Oggi l'ordine consegna alla comunità veneziana i nuovi medici e i nuovi odontoiatri. Per la professione, questa è l'occasione di richiamare chi ha l'onere delle decisioni al rispetto del mandato che la collettività ha loro affidato. L'impegno ad agire per garantire a tutti cure di qualità e accessibili, indipendentemente dallo stato sociale e dalle disponibilità economiche, è un mandato sancito dall'articolo 32 della Costituzione. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Per chi è medico è anche un obbligo deontologico. Il sistema sanitario nazionale, così come lo conosciamo, compie quest'anno 45 anni. Equo, universale, solidaristico e un simbolo della nostra civiltà. È riconosciuto come uno dei migliori del mondo e ha fatto sì che l'aspettativa di vita della nostra popolazione sia una delle più lunghe in assoluto. Il sistema sanitario nazionale ha garantito e garantisce cure a chi ne aveva bisogno, anche chi meno fortunato è arrivato nel nostro paese abbandonando il suo perché vittima di guerre e persecuzioni. Gli operatori sanitari, e tra questi i medici odontoiatri, sono l'aspetto umano del sistema sanitario nazionale, perché la sanità è prima di tutto un rapporto fra persone. Persone dedicate al loro lavoro, selezionate sulla base della loro cultura, competenza e disponibilità, ma i cui diritti devono essere rispettati. Infatti, l'articolo 36 della Costituzione recita: il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro, e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite e non può rinunziarvi. Negli ultimi 3 anni la vicenda del Covid ha cambiato l'ordine delle priorità, ha messo in dubbio la sopravvivenza di ognuno di noi in modo impensabile e la voce dei medici è diventata ad un tratto molto più forte. Oltre 365 colleghi hanno sacrificato la loro vita per seguire i loro pazienti, colpiti da una nuova malattia e contagiandosi loro stessi, ma non smettendo di lavorare fino a quando non hanno avuto la forza. Non potremo mai dimenticare il loro sacrificio. Se voi andate a vedere nel sito della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici, troverete un elenco costantemente aggiornato in cui sono rappresentati anche i medici di medicina generale, i medici ospedalieri e anche gli odontoiatri. Calcolando che gli odontoiatri sono circa il 15-20% che sono contagiati anche loro, nonostante le protezioni, perché alla fine la vaporizzazione, nonostante le mascherine, li ha contagiati lo stesso. E che i medici ospedalieri sono circa 110.000 e i medici medicinali circa 50.000. Considerato la parità, più o meno il 50% tra medici di medicina generale e medici ospedalieri, alla fine sul territorio i medici che sono deceduti sono il doppio
di quelli che sono morti in ospedale. Questo perché i presidi, le mascherine e tutto ciò che consegue la protezione dei camici è arrivata dopo. E i colleghi del territorio hanno continuato comunque a lavorare per quanto riguarda l'assistenza ai loro pazienti. Questa stagione così dura e così difficile ha avuto un lascito che dobbiamo provare a mettere a valore, trasformando la crisi più drammatica sul piano sanitario che si è vista negli ultimi anni in un'opportunità di ripartenza. Appare necessario investire sulle donne e sugli uomini che lavorano nel Servizio Sanitario Nazionale, formarli al meglio durante tutto l'arco della vita e garantire adeguate condizioni di lavoro sul territorio in ospedale. L'ultimo governo con il ministro Speranza ha reso possibile l'aumento delle risorse del sistema sanitario nazionale sollecitate da anni, con un bilancio passato da 114 a 124 miliardi, 10 miliardi in più, ma questo deve essere solo l'inizio. Per quanto riguarda la formazione, appare logico rivedere le modalità di accesso a medicina, prevedendo un percorso che a partire dagli ultimi anni delle superiori aiuti a comprendere la propria vocazione, senza rinunciare però a una corretta programmazione, definendo il fabbisogno di specialisti e medici in medicina generale e calcolando in base a questi gli ingressi alla facoltà. Quest'anno sono 16.070 i posti messi a bando nel Ministero dell'Università e 65.378 gli iscritti al test. Quest'anno entrerà un candidato su 4. Le proposte di abolire il numero chiuso ci lasciano perplessi. Per anni molti più medici sono laureati rispetto ai posti delle scuole di specializzazione e al corso di formazione di medicina generale. Risultato? Almeno 3.000 medici l'anno rimanevano fermi, senza possibilità di completare il percorso. Abbiamo chiesto al Ministro della Salute Speranza di aiutarci ad assorbire l'imbuto formativo. Così, negli ultimi 3 anni sono state finanziate 30.000 borse. Questo vuol dire che tra 6 e 8 anni avremo disponibilità di ben 90.000 specialisti. Quindi rischiamo di passare dalla carenza all'eccesso, con il rischio di una nuova pletora medica. La soluzione è una buona programmazione e prevedere per legge che a ogni laurea in medicina corrisponda una borsa per le specializzazioni o una borsa per la medicina generale, considerando il percorso formativo come un unicum, dall'immatricolazione alla specializzazione. Percorso la cui vocazione andrebbe messa a prova a partire dalle superiori. Da alcuni anni la FNOMCEO ha messo in campo, insieme al Ministero dell'Istruzione, l'esperienza dei licei con curvatura biomedica. A partire dal 3° anno dei licei classico-scientifico vengono introdotte lezioni teoriche e pratiche che preparano a diventare medici. L'augurio è che il progetto venga portato avanti dal governo che verrà. Anche UNCEO Venezia partecipa da anni a questo progetto con il già segretario dell'Ordine Luca Barbacane, che ringraziamo per l'impegno di coordinazione. Tutti i nostri colleghi lavorano gratuitamente, fornendo ore di lezione presso il liceo Majorana di Milano. Questa pari opportunità ha costruito finora nel nostro Paese un elemento di coesione in nome della crisi economica, in quanto compito della politica è quello di garantire a tutti cure adeguate e soprattutto cure accessibili. Ai medici viene sempre più spesso chiesto di erogare cure con appropriatezza. I medici sono impegnati a farsi carico di questo obiettivo, ma chiedono che il concetto di appropriatezza non sia applicato solo alle loro scelte, ma anche a quelle della politica e nei loro confronti. Ai nostri governanti a Roma chiediamo di continuare sulla strada del rifinanziamento della sanità. A chi governa la nostra regione chiediamo la massima attenzione a come destinano le risorse che hanno a disposizione. Finora una quota rilevante di queste è stata destinata all'edilizia sanitaria. Quella destinata al personale, che è quello che eroga le cure, è stata insufficiente. Il Piano Nazionale di Resilienza alla fine è un emblema di quello che è la dedica, delle risorse al piano di costruzione, al piano strutturale. Il problema è che alla fine noi non sappiamo quale sarà il finanziamento per quanto riguarda il personale medici, infermieri, fisioterapisti e tecnici che dovranno mandare avanti le case della salute. Al momento è ancora una pagina tutta quanta da scrivere. In particolare sono sempre meno le vocazioni per i medici dell'urgenza e dell'emergenza, una specialità affascinante e difficile che conosco bene per averla scelta e vissuta per alcuni anni. Cultura generale specifica, senso di responsabilità e capacità gestionale, in autonomia sono i cardini di questa disciplina, che è la quintessenza dell'essere medico. Ma la vita della professione di questi colleghi è stata resa poco desiderabile da un sistema penalizzante che non concede né adeguato riposo né un guadagno proporzionato alle gravi responsabilità. Gli ordini e le federazioni sono sempre disponibili a collaborare con le istituzioni, con impegno ed onestà, ma non rinunceremo a esprimere le nostre idee,
anche queste quando possono risultare scomode. La nostra è una professione che sarà sempre libera da condizionamenti, non sarà mai vincolata a colori politici o influenze che non siano quelle della scienza e dell'etica. Oggi abbiamo ricordato i colleghi che hanno dedicato la loro vita a questi ideali e ci hanno lasciato, ma vivono ancora nel ricordo dei loro pazienti. E ringraziamo i colleghi che compiono 50 anni di professione. Li ringraziamo per quanto hanno fatto nella loro esistenza, concorrendo a rendere grande la sanità veneziana e insieme a loro, in questa sala, nuovi medici odontoiatri che prenderanno il loro posto. Una parte di loro, le stime dicono circa il 15% a livello nazionale, andrà all'estero, in cerca di soddisfazioni professionali che il nostro sistema non riesce più a garantire. Non so se chi lo farà sarà il più brillante o il più intraprendente. Quello che so è che tra i motivi che lo spingerà a farlo c'è la speranza di trovare fuori al nostro Paese una maggior credibilità nelle istituzioni, migliori possibilità economiche e di ricerca, possibilità di carriera garantite dal merito e dalla capacità. Con loro migreranno all'estero gli investimenti che abbiamo sostenuto per prepararli e formarli. L'Italia è un paese capace di creare eccellenti professionalità e deve garantire loro un posto di lavoro dignitoso. Chi resterà dovrà affrontare retribuzioni non allineate con gli standard europei, difficili gli sviluppi di carriera, aumentati le cariche di lavoro e rischi di conflittualità. Quest'ultimi alimentati da interessi di altre categorie professionali che generano un contenzioso che non risponde ai criteri di equità, ma è sostenuto dal tentativo di acquisire una fonte di reddito. Il tema della revisione della responsabilità professionale per il nuovo governo sarà determinante per la serenità del lavoro di tutti gli operatori sanitari. Ora mi rivolgo ai nuovi medici e odontoiatri. Avete scelto questo mestiere per il desiderio innato di mettervi al servizio degli altri. Mi auguro che questa motivazione rimanga tale anche in futuro, che possiate sempre nel paziente una persona che ha bisogno delle vostre cure. La professione sta cambiando e sta tingendo di rosa. La forte presenza femminile è le basi dell'evoluzione della categoria. Il desiderio di fare il medico non deve essere una penalizzazione per tutte le altre caratteristiche tipiche di questo sesso, come la formazione di una famiglia, la crescita di figli e le relative tipiche responsabilità. Cari colleghi e colleghe, state per intraprendere una professione antica quanto la storia dell'uomo. Il giuramento di Ippocrate risale al IV secolo a.C. Dai nostri antenati ci separa la storia, sono cambiate le conoscenze e gli strumenti di cura, ma non è cambiato l'oggetto del nostro lavoro, gli ideali e i principi a cui improntiamo la nostra opera. Non è cambiata la norma che ci vuole abili non solo sul piano scientifico, ma anche e soprattutto su quello umano della comunicazione. Ricordatevi che questa è la chiave per instaurare con chi si affida a voi un rapporto di fiducia che è alla base di ogni buona cura. Nel corso della vostra vita professionale abbiate come riferimento chi ci ha preceduti, come questi colleghi che oggi festeggiano dopo 5 anni di servizio. Oggi loro vi passano il testimone, raccoglietelo e portatelo avanti con orgoglio. Dopo il giuramento ricordate che il viaggio che iniziate vi darà grandi soddisfazioni, ma vi chiederà inesorabilmente anche tanti sacrifici. Ricordate che nel fare il medico le responsabilità vengono sempre prima dei privilegi, ma non smettete mai di inseguire i vostri sogni e vedrete che presto tardi questi si realizzeranno. Nella vostra esistenza da medici odontoiatri dovete rendere conto ai 3 padroni. Il primo padrone è il paziente. L'oggetto del nostro lavoro è lui, con le sue debolezze e le sue infermità. Rispettatene sempre la dignità in ogni momento e in ogni occasione, anche quando sarete stanchi, scoraggiati e amareggiati. Concedeteli sempre la vostra attenzione e la vostra disponibilità. In questo, prima ancora che nella scienza e nelle capacità tecniche, sta il cuore della nostra professione. Ne ricaverete in cambio gratitudine, riconoscenza e stima. E alla fine della vostra giornata di lavoro questo significherà molto più di quanto avete realizzato economicamente. Il secondo padrone è la scienza. A lei dovrete improntare ogni vostro atto e decisione. Per servirla dovrete continuare a studiare ed essere sempre pronti a modificare convinzioni e comportamenti. Fate sempre riferimento al metodo scientifico. Non fatevi ammaliare dalle suggestioni della notorietà e dei facili guadagni. La scienza vuole servitori umili, leali e perseveranti. Ricordatevi che la scomparsa di terribili malattie che mettevano milioni di vittime è una conquista che dobbiamo alle vaccinazioni. La scomparsa di malattie che sono state per secoli un flagello per l'intera umanità ha ingenerato nella gente una falsa sicurezza che la porta a sopravvalutare i rischi e a sottovalutare i benefici.
Diffidate di chi professa teorie che non hanno nulla di scientifico e che nonostante questo è capace di riempire le sale, gli hotel, i blog e i social media. Il terzo padrone sarà il bilancio, perché se vorremmo garantire che tutti abbiano cure, indipendentemente dalle capacità economiche, dovremmo anche ricordarci di usare le risorse in modo appropriato. In questo impegno etico e deontologico dovremo essere perseveranti, tanto quanto quello scientifico. Sarà un buon medico chi saprà servire al meglio questi tre padroni. Infine, ricordate che non esiste la malattia, esiste l'uomo malato, che il nostro compito non finisce con le disponibilità terapeutiche, ma continua anche quando queste saranno esaurite, perché la nostra missione non è quella di guarire, ma quella di curare. Il compito che sarete chiamati a svolgere è pieno di soddisfazioni, ma anche difficile e talora gravoso, ma non dovrete mai sentirvi soli. L'Ordine e la Federazione saranno sempre al vostro fianco, perché le persone che le costituiscono sono persone come voi e hanno ideali uguali ai vostri. Oggi pronuncerete il giuramento professionale e con tale atto entrerete al pieno titolo nella nostra comunità medica. Siate orgogliosi di farne parte, comportatevi in modo che i vostri cari, noi stessi e i colleghi anziani che sono qui presenti si possano essere fieri di voi e dei vostri valori. Concedetemi ora di ringraziare insieme le persone che sono presenti in sala e le vostre famiglie. Se siamo qui oggi a far festa è anche grazie ai sacrifici che loro hanno sostenuto. Ringrazio tutte le autorità convenute, in primis il Comune di Venezia e le persone del Sole Venturini, che ci hanno messo a disposizione questo storico triato. Il Patriarcato di Venezia, la Regione Veneto, quella 3 e 4, la direzione del Teatro Goldoni, la dottoressa Jacqueline Gallo e tutto il suo staff. Tutto il Consiglio dell'Ordine, le commissioni della Fondazione Ars Media con il suo presidente Gabriele Gasparini, la dottoressa Carla Cali e tutta la segreteria dell'Ordine di Venezia, con Donatella, Rossella, Alessandra, Mei, Irene e i nostri collaboratori a vario titolo, la giurista Chiara Semenzato, il videomaker Enrico Arrighi, la dottoressa Nicoletta Codato, gli avvocati Stefano Capo, Giorgio Spadaro, il commercialista Piero Cagni, il presidente dei Visori dei Conti e naturalmente il presidente Anelli e tutta la Federazione Nazionale per questa veramente straordinaria occasione. Ogni discorso termina con un applauso. Oggi vi chiedo di destinare il vostro alle persone della protezione civile, ai nostri vigili del fuoco, alle forze di polizia e quelle militari, al personale della Croce Rossa e a tutti i volontari che ancora oggi, come sempre, operano in emergenza in questi giorni, in particolare nelle Marche, flagellate dal maltempo o nel centro storico di Venezia, per un incendio in mezzo a case con tetti di antico legno, appena separate da strette callette, che ha ricordato per un momento al mondo la fragilità di questa città e la tragedia della Fenice. Un applauso per i medici, gli infermieri, operatori, autisti e piloti del pronto soccorso del 118, a tutti quelli che ci sono H24 di notte e festivi. Sono gli eroi di tutti i giorni, come chi, incredibilmente, non è dominato dal desiderio assoluto del denaro, ma crede ancora nell'onestà e nella solidarietà come valori ineludibili della propria esistenza. Per fortuna di tutti noi, a turno, ci sono ancora delle persone così. Grazie per la vostra attenzione.